primi avvisi di sfratto in città per il mancato pagamento degli affitti di bar e negozi costretti allo stop da marzo per l'emergenza Covid. La lettera ricevuta da Matteo Dozzo del Moxa Wellness di Piazzetta Battuti, con tanto di invito a lasciare i locali entro 5 giorni, è solo una di quelle che diversi proprietari stanno già inviando ai loro affittuari, come Roberto Torresan, titolare dello Shiraz di via Municipio. Noi, dopo aver per 18 anni pagato regolarmente l'affitto ogni 5 del mese, la quota è di 2.500 €, appena successo tutto il discorso della pandemia, abbiamo mandato una PEC dove avvisavamo il proprietario che, visto il momento, sospendevamo momentaneamente i pagamenti, riprendevamo appena possibile. Noi ad oggi non abbiamo ricevuto nulla, se non appunto la PEC di risposta dove intima il pagamento, altrimenti dovrà prendere precauzioni e interverrà appunto legalmente con i termini appunto consentiti dalla legge, ma questo è quanto. Torresan ha percepito i 25.000 € di prestito garantiti dallo Stato. Abbiamo delle incombenze da saldare e prima di tutto c'è un aiuto ai nostri dipendenti perché stanno ancora aspettando la cassa integrazione che ad oggi non è arrivata. Il governo ha annunciato a stretto giro l'approvazione dei contributi per la copertura dei canoni commerciali, ma pare che ci sia chi ha fretta di sfrattare il proprio locatario. Chi ha avuto sempre un buon affittuario, un buon inquilino, che si trova in questo momento a non poter far fronte al pagamento del canone non può essere trattato così. Qui parliamo di qualcuno che non ci riesce perché gli è stato imposto di non portare avanti la propria attività. Ecco, io penso che due parti di un contratto debbano incontrarsi, non può essere penalizzata solo una parte. Una decina commercianti ed esercenti già alle prese con avvisi o minacce di sfratto a Treviso, che si sono rivolti all'avvocato Sergio Calvetti, che già rappresenta a livello nazionale 25 associazioni di bar e ristoratori. È un bagno di sangue, basterebbe molto semplicemente rovesciare quello che è il provvedimento del PCM ultimo che viene rinnovato adesso, e cioè di fare in modo che sia la proprietà a poter utilizzare il credito fiscale del 60% per diminuire quindi del 60% il canone e non il conduttore. Come al solito, cioè il governo è distante da quella che è la concretezza del quotidiano. Il legale incontrerà domani gli esercenti per studiare le azioni da intraprendere. L'avvocato è determinato ad andare fino in fondo. Se non viene recepito questo messaggio, le intenzioni sono quelle di prendere le chiavi, consegnarle tutte ai proprietari. Non credo che questo sia di interesse dei proprietari né di nessun altro, né tantomeno del governo.